Dopo una fase instabile che ha coinvolto soprattutto il nord Italia, le regioni settentrionali e l'Emilia Romagna, portando nevicate fino a bassissima quota, addirittura in pianura, imbiancata a Bologna, sorprese anche a Modena, con la depressione che ha coinvolto soprattutto la Sardegna e il Basso Tirreno. Dalla grafica notiamo come l'instabilità nei prossimi giorni andrà a concentrarsi sulla Sicilia, sulle regioni ioniche, mentre stabilità questo weekend su tutto il nord e sul Veneto. Staremo su temperature in media col periodo o leggermente inferiori, con un clima gradevole tipicamente primaverile. Poi successivamente la nuova settimana vedrebbe l'ingresso di correnti più fresche dal nord e conseguente instabilità che potrebbe ripresentarsi con l'inizio della prossima settimana su gran parte del nord. Precipitazioni comunque distribuite in modo sparso e con temperature sempre in rialzo. A inizio settimana infatti le temperature saranno ancora in media col periodo, ma come notiamo dalla grafica, secondo i modelli dalla prossima settimana scenderà il lobo del vortice polare, quindi a causa dello stratowarming il gelo dovrebbe così riuscire a puntare il centro Europa e favorire delle nevicate a bassissima quota, soprattutto sul Regno Unito, Francia e Germania, mentre l'Italia è ancora incerta per il coinvolgimento dell'aria fredda e da nevicate e perturbazioni. Infatti sembra che il nucleo gelido e la perturbazione rimarrà concentrata sulle Alpi, solamente sulle Alpi, mentre il modello americano intravede ancora la possibilità che l'aria gelida e le perturbazioni artiche possano interessare la nostra penisola, ma al momento scarse probabilità per la scelta emessa dal modello americano, temperature che sembrerebbero destinate a salire durante la prossima settimana e quindi poche chance per nuovamente il freddo e l'instabilità. Avremo modo comunque di riparlarne, intanto godiamoci questo weekend in compagnia di spazi soleggiati. Per maggiori dettagli continuate a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.